Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici di Veneto Globe Radio Conegliano, benvenuti alla trasmissione 30 minuti con Bruno Zanette. Oggi sabato 16 luglio 2016, io sono rimasto indietro, passa talmente veloce questo tempo, non ci si rende neanche conto, si parte da gennaio, si arriva già a Natale in un attimo. 16 luglio, caldo, una giornata molto calda, c'è il sole e ho cercato come al solito un personaggio di spicco della città di Conegliano. Abbiamo un professionista della fotografia, Franco della Da Rosse Polesel. Ciao Franco, ciao, benvenuto nella mia trasmissione. Noi abbiamo ospitato in occasione di 30 minuti con Bruno Zanette, abbiamo ospitato Vettorato, è un fotografo di passione, sì. Abbiamo ospitato Alberto Pesca, che è un cittadino semplice della città di Conegliano, che ha la passione però è un appassionato della fotografia e comunque lui fa la raccolta, la collezione di macchine fotografiche vecchie e oltretutto mi dicevi che è il genero di un fotografo. Fotografia foto silvestri che c'era una volta a Conegliano e poi la Da Rosse Polesel l'ha anche rilevato. Perfetto, perciò siamo arrivati all'apice percorrendo la strada giusta. Certo, allora, non è solo un fotografo di professione, Franco, è un amico della Dama Castellana. Sì. È colui che da tanti anni, con professionalità, ma con senso civico, perché l'associazione Dama Castellana è la più importante e grossa associazione anche culturale di Conegliano, certo, e con senso civico dicevo, ma anche senza mai far pagare niente, nel volontariato, lavorando nel volontariato. Per la Dama, sì. Per la Dama Castellana, da quanti anni? Da quando è nata? Quasi sempre. Da quando è nata, perché io mi ricordo I presidenti li ho visti tutti. Ecco, tu hai visto i presidenti, hai visto naturalmente i figuranti, sì. Un'infinità di figuranti, penso che tu abbia fotografato, facciamo un conto, 5 per 3, quindi 115.000 figuranti, circa 15.000 persone, perché in 30 anni 500 persone l'anno, giusto, è un calcolo giusto, non l'avevo mai fatto questo calcolo. Ecco, parlami un po' dell'inizio del tuo rapporto con la Dama Castellana, di qual è stato l'approccio iniziale e cosa ti ha fatto poi scattare la voglia di farlo ogni anno e farlo in maniera volontaria, come volontariato. Ma è sempre stata una cosa che è piacevole da documentare, che rimane anche negli archivi della città, oltre che della Dama, e poi si è tramutato un po', appunto, vedendo tutte queste persone in amicizie, una tira l'altra, e quindi poi tutte le associazioni hanno bisogno di una mano, in qualche modo si dà un aiuto, e quindi poi e così sei rimasto istituzionale. Un po' istituzionale, sì. Hai coinvolto anche tuo figlio, naturalmente. Mio figlio, ultimamente c'è anche mia moglie. Tutta l'azienda lavora anche per la Dama. Certo. Sì, quando serve, anche perché è una manifestazione impegnativa sotto l'aspetto fotografico, insomma, non è che si fa trescati, bisogna essere 3-4 persone in diversi posti, vedere anche le varie prove, seguire, sapere essere pronti sul posto giusto al momento giusto quando si fotografa, perché è un momento, quando è passato non si ritorna più indietro. Certo, non è che possiamo dire fermo là, torniamo indietro, rifacciamo questa posizione. Potrebbe essere in occasione di una foto di gruppo, fermi e rifacciamo, appunto, però l'istante, il momento cruciale specialmente passa. In questi ultimi anni qua, con questi nuovi registi qua, è tutto molto veloce, tutto molto bello, insomma, da seguire. Quindi qual è che ti è piaciuto? Quale momento della Dama Castellana ti è piaciuto di più, che hai avuto più possibilità di fare delle pose particolari? Partiamo. Ogni dama è a sé stante, ogni dama ha la sua particolarità. Mi viene a dire che quest'anno mi ero preparato molto bene, vedendo tutti i preparativi, per dire che poi non abbiamo più portato a termine,
mi ero già preparato nella testa delle inquadrature, visti le pedine colorate, così, avevo già fatto dei preamboli miei in testa e poi non si è realizzato, quindi ogni cosa che non si è realizzata poi è quella che ti manca, no? Diciamo che Quindi, ti sei fatto una regia, no? Certo, io vado già in piazza. I ragazzi che lavorano con me già spesso gli dico guarda, attento qua, attento là, quel momento bisogna fare così, tu devi salire su in comune, tu devi fare così, cioè. Guai se non si è preparati. E quindi è già una piccola vademecum iniziale da seguire, insomma. Vedi, questa è una diretta, siamo di sabato e io mi sono dimenticato di dire che grazie ad Alberto di Ca del Poggio noi possiamo presentare queste trasmissioni con degli ospiti di eccellenza e dove il Prosecco incontra il mare, tu ci sei stato, no? Certo, su Alberto lo è fantastico. Bene, sì, posto fantastico, un posto Alberto, eccezionale. Tutta la sua famiglia anche perché. Certo. Bene, ma poi ci torniamo perché voglio parlare dell'ultima esperienza, dell'ultimo evento che ha fatto, che è Prosa, che è stato qualcosa di eccezionale, ma è bravo, ha portato tante di quelle persone veramente anche importanti. Non si è mai vista tanta gente così, vuol dire che il posto è bello, la professionalità lì c'è e io sono felice di parlare di Alberto proprio come eccellenza del territorio nostro. La professionalità è sempre stata in quell'ambiente là. Certo, torniamo a noi, fotografare, partiamo dai tempi della scuola. Sì. Tu come tutti. Io andavo a scuola e facevo anche il fotografo. Ecco, allora raccontaci un po' di com'è scattata la passione. All'inizio. La passione sono stato coinvolto dallo zio e fratello di mia mamma. Che è famiglia, allora. Di famiglia, lui lavorava in questa da Rossa Poleselle, quindi in quei periodi, negli anni intorno al 77, 76, 77, avevano un po' bisogno di manovalanza. Ho incominciato a dire avanti, una volta si ritocavano le vecchie fotografie per documenti, si ritocavano proprio sul negativo e là mi hanno insegnato come fare, ho avuto un anno per imparare perché si modificava gli zigomi, le occhiaie, rughe, tutto, la fototessera veniva tutto abbellita, adesso si fa col Photoshop, una volta si faceva tutto con una matita, punta sottilissima e si ritoccavano tutto a mano questo qua. È bello ripercorrere queste non si poteva sbagliare perché si poteva alterare veramente la fisionomia di una persona. E allora ho cominciato, poi mi sono fatto ogni estate, finita scuola. Scusa, tu partivi con una macchina nel 1970? No, io prima di fotografare, ho fatto la gavetta di imparare cosa è la fotografia. Cioè dentro al laboratorio? Certo. Certo. Ti avranno insegnato? Poi un po' alla volta dopo ho cominciato anche pian piano con la macchina fotografica. E il mio primo matrimonio l'ho fatto che non avevo nemmeno la patente, tanto che mi ha accompagnato il mio papà, su a Bigolino, ricordiamo ancora. Sposi che tuttora ogni tanto vedo sono ancora contenti, quindi vuol dire che dopo. Parliamo di una fotografia degli anni 70 sì, che aveva ho cominciato veramente presto, quindi poi lavoravo, ho finito le scuole medie, finivo la scuola e andavo a lavorare d'estati. Finito le scuole medie ho fatto 3 anni di Ipsia in via Pitoni, lavoravo a casa perché loro della Da Rossa Poleselle di allora venivano alla ringhiera della scuola durante l'intervallo, la ricreazione, mi portavano i negativi da fare che poi portavo a casa, lavoravo e il giorno dopo consegnavo. E questa è stata la mia gavetta. Ma guarda che è bello parlare di questo. Questa è la mia gavetta fotografica. Così poi pian piano prendi la macchina fotografica, cominci a scattare, segui lo zio. Ma come facevi con i negativi? Li mettevi? Li portavano in una busta, erano già sviluppati tutto, erano nell'astra 6x9. E poi tu li ritoccavi? Li ritoccavo a casa, avevo il mio leggio, uno strumento con la lampada davanti, in trasparenza, con la matita, si fotografava, si ritoccava. Una cosa veramente molto molto artistica, era proprio una cosa che pochi sapevano fare. Non era proprio la foto primordiale perché partiamo non dagli anni 70 ma una volta come si vede qual è l'anno dell'invenzione della macchina fotografica e del cinema? Esattamente, proprio non c'è più andare sul 1800. E volevo dire un bel salto
un enorme salto di qualità, forse non di qualità, di tecnologia. Tecnologia, sì, la qualità c'era allora, è cambiata la tecnologia, da allora ad adesso le cose sono più semplici, ma non sarebbe il caso... Non sono più semplici, una volta forse uno ci metteva più arte. Ecco, non sarebbe il caso di insegnare ancora l'arte. Infatti il mio modo di fotografare con anche i ragazzi che lavorano con me è proprio, io mi sto un po' adattando ai tempi sinceramente, ma sto facendo ancora molta fatica, io vedo anche su mio figlio per dire, però io ero uno che quando scattava una fotografia era quella, la vedevo, scattavo nel momento che mi sembrava più adatto, al massimo ne scattavi 2, quella era la foto bella, perfetta, che il cliente era sempre contento. Adesso ti metti là, ne scatti un'infinità. Ne scatti un'infinità in 2 secondi e ne verrà una di bella. Sì. Cioè, no, capita che non viene... Questa è la tipologia dei giovani di oggi della fotografia, io ancora ho un concetto vecchio. Cioè tu dici, ne scatti 10, se ne viene una bella, ho fatto il mio lavoro. Invece no. Invece no, il fotografo è quello che si impegna, studia un po' di quadratura, guarda lo sfondo, capisce, questa mi va bene, tacca al momento scatto. È vero, è vero. Questo. Ma infatti io rispetto ai miei colleghi scatto molto meno, perché io dentro di me è ancora quello di guardare e studiare tutto il contorno prima di fare click. Ci sono dei ragazzi che oggi si avvicinano alla fotografia con la passione della fotografia, ossia imparare l'arte della fotografia, oppure cercano lavoro perché oggi manca lavoro? Ci sono degli appassionati. È che purtroppo oggi la tecnologia porta questi ragazzi a dire sì, tanto poi con Photoshop o con qualsiasi altro programma sistemo tutto. E invece no. E invece si sistema tutto, però non fanno i conti con quanto tempo ci si mette a sistemare tutto. Perché uno scatto quando nasce bene, esposto bene, inquadrato bene, finito. Se poi ci perdi un quarto d'ora, mezz'ora al computer a sistemarlo, non ne vale la pena. Sì, è vero, è vero. Logico che oggigiorno la tecnologia dei programmi ti aiuta a enfatizzare un colore o un altro, no? Ti aiuta in questo senso qua, però l'inquadratura deve già nascere bella, dopo la puoi leggermente sistemare, però la fotografia deve già avere uno scatto e essere già perfetto. Dal bianco nero al colore? Sì. Dal bianco e nero al colore? Sì. Difficoltà, cioè... Era più facile fotografare il bianco e nero o ci sono le stesse difficoltà perché uno prevede delle caratteristiche e il colore delle altre? Sul bianco e nero bisogna stare molto più attenti ai contrasti, giocare un po' di più sui contrasti, perché mentre il colore hai tutti i toni, quindi va tutto bene, invece col bianco e nero, perché sia bello, devi cercare sempre di trovare i bei contrasti adatti. Oggi fotografare perché se vedi tutto un grigiore non ha senso, e difatti oggi è tornato un po' di moda fare qualche foto bianco e nero, sempre molto apprezzata. Sempre. Una domanda a bruciapelo: matrimoni molto meno di una volta. Quello è un settore che manca attualmente un po' in generale in tutti i fotografi, perché proprio manca un po' anche l'emozione di preparare il matrimonio. È vero. Manca l'emozione, oggi c'è tutta questa vita, sto tran tutti va bene così, ci uniamo, non ci sposiamo, domani io esco o tu dalla porta, tutto più semplice. Quindi la famiglia, cioè anche qui, anche la fotografia. Il concetto famiglia c'è poco, bravo, quindi il concetto anche, famiglia. E perciò ci sono le difficoltà dovute alla mancanza di valori di una volta. Sembra di no, ma proprio i mestieri più artigianali o più particolari come quello della fotografia prevedono che all'interno ci siano i valori. I valori, certo. Mancando i valori manca un po' la passione, l'entusiasmo, eccetera. Torniamo un attimo a Ca del Poggio. Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. A me è piaciuto moltissimo quando Alberto mi disse diversi anni fa: guarda che ho coniato uno slogan, ristorante Relè Ca del Poggio, resort, perché adesso è diventato anche resort, ci sono 25 camere, c'è una accoglienza d'eccellenza del territorio per quanto riguarda
il turismo, e perciò era una struttura che mancava. Certo. E quando mi disse questo, dove il Prosecco incontra il mare, ma perché dove il Prosecco incontra il mare? Perché lui veniva dal mare, veniva dall'esperienza del ristorante al mare, Sì. dove faceva del pesce straordinario, e pensò di portare il profumo del pesce, il profumo del mare a scontrarsi e incontrarsi con il Prosecco in collina. E perciò io gli dissi: guarda, è fantastico, straordinario, come slogan a me è sempre piaciuto. Dico: non cambiarlo mai perché sarà la tua fortuna. Però la sua fortuna non è lo slogan, la sua fortuna è la sua famiglia, i sacrifici che fanno, il lavoro, le idee, le iniziative, gli eventi che fa, è vero? Certo, sì. È sempre molto combattente su queste cose. Certo. Alberto, noi verremo a trovarti e naturalmente a me piace la pasta, a me piace il pesce, ma la pasta col pesce mi piace ancora di più. Io sono uno che ama la pasta, gli spaghetti, qualsiasi tipo di pasta che possa abbinarsi e comunque andare bene col pesce, e mi piacciono i risotti, i frutti di mare mi piacciono moltissimo. Bene, avremo occasione di venirti a trovare. Torniamo a te. Tu parti nell'83. Sì. Entri a far parte della proprietà, della società. Il negozio però inizia nel 59, Sì. Gli anni 50 sono gli anni subito dopo guerra, insomma, dal 47, 46, ci sono i primi nati del dopoguerra, no? Del 45, insomma, diciamo. Poi io ho detto 47 perché sono i nostri anni, no? Poi più avanti tu sei i miei, poi tu sei più avanti. Sei nato un po' dopo. E in quei tempi c'era ancora la grande passione, e tu sei non nel 59, in che anno sei entrato come, diciamo, garzone, perché è bello dire garzone? Nel 77. Nel 77, 17 anni dopo. Tu nel 50, quando sei nato tu? 62. Sì, sei un ragazzino. È per quello che tu non hai conosciuto proprio come si dice, la grande passione iniziale della fotografia del dopoguerra, insomma. Quella proprio no, però mi sono immerso subito. Ti sei immerso immediatamente. Certo. Bene, fa piacere, noi ci conosciamo da parecchio tempo, so che sei una persona che alla quale meritava di dare uno spazio per raccontare le sue esperienze, i suoi sacrifici, che oggi difficilmente vengono accettati dai giovani. Però se i giovani accettassero di nuovo di fare le gavette di una volta, certo. Dicevano i nostri nonni: impara l'arte e mettila da parte. Chiaro che non si possono imparare tutte le arti, ma qualcuna bisogna impararla bene. Per fare qualcosa di diverso bisogna imparare. Per poi fare le foto come quelle che vengono fuori. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che se stanno ascoltando la radio e hanno vicino un computer o un tablet, basta digitare Veneto Globe, scaricate l'applicazione e potete vedere noi, potete sentirci, vederci e vedere anche le immagini che mandiamo nello sfondo. Immagini che sono tutte fotografie fatte da te, che noi facciamo vedere perché sono veramente fatte bene, eccezionali. Grazie. Qualche cliente scontento? Mai. No, per fortuna no. Vedi? Però c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da lamentarsi. Vabbè. In linea di massima no, scontenti veramente proprio mai. No, ma io intendevo qualche cliente scontento difficile, cioè quel cliente pignolo che vorrebbe quello che non è possibile fare. Quello c'è sempre, ma quello si cerca anche di accontentarlo, di farlo capire cosa vuole. E qui sta la professionalità. Certo, è vero. Nulla è impossibile. Certo, convincere il cliente di spiegarsi bene quello che vuole e gli si può dare. Quello sì. Io mi ricordo, anch'io sono un appassionato di fotografie. Sai come facevo le fotografie io? Una dopo l'altra. Proprio
con l'idea che qualcuna venisse fuori. No. E poi sai, ero un appassionato di riprese cinematografiche, avevo quelle macchinette, quelle prime macchinette che giravi la manovella così e lì certo. Veniva quel che veniva, perché era solo una passione di ragazzi. Voi avete mai usato le telecamere? No. Neanche negli anni sì, so usarle veramente, però mi sono sempre concentrato sulla macchina fotografica, perché o fai una cosa o fai l'altra. Sì, no, ma nel fare i matrimoni di una volta usavate tutti e due i sistemi? Sì, ma anche tutt'oggi ci appoggiamo come uno studio esterno. Ecco, sì. Cioè tu dici, io faccio bene le foto, voglio fare bene le foto e faccio bene. Io sono nato per fare il fotografo e non per fare il video operatore. Bravo, e questa quindi io o scegli una cosa o l'altra. Questa è professionalità. Perché già anche tornando sul discorso della dama, anche la dama parliamo ancora un po' è difficile, non è difficile fotografarla, però anche la dama, allora io sono sempre stato dell'idea che ci sono due modi di fotografare, uno dare emozioni e uno documentare. Quindi la dama devi sia documentarla, perché è giusto, però devi cogliere anche i momenti così particolari di emozione, e anche questo fa parte della regia, come hai detto tu prima, tra virgolette, dove do il compito a una persona di seguire queste cose, perché uno non può cogliere tutto, no? Quindi, certo. Quindi bisogna fare, già sono due cose diverse, se dovessi fare anche il video operatore ci mancherebbe un po'. Sì, certo. Quindi, la dama, l'esperienza della dama ti ha insegnato qualcosa, ti ha aiutato a crescere professionalmente? Certo, perché avere un contatto con così tante persone bisogna sapere stare con tutti. Certo, è vero. Da quando uno è cliente dentro in dama bisogna un attimo, poi anche forse un carattere che riesco a stare un po' con tutti, quindi non è è vero. Non so. Quando fai le fotografie del trucco, gli atteggiamenti delle c'è gente che ha piacere farsi notare anche durante il trucco. C'è quello no, vestita così, no, non voglio, insomma, si fa da lontano, poi quando si vedono dicono c'è questo c'è questa riluttanza a farsi fotografare anche mentre una si trucca. Invece è bello, io vedo che i servizi, sono momenti particolari, fa parte di quel discorso delle emozioni, no? Esatto. I servizi che hai fatto del trucco sono molto belli, molto, a me sono piaciuti moltissimo, li ho visti in diverse occasioni. Dama, sei negli anni delle uscite dell'associazione Dama Castellana, tu ci hai seguito? No, non ho mai fatto uscite. Sei arrivato un po' dopo? No, c'ero, però non sono mai uscito, non è mai stata una necessità di un fotografo esterno, diciamo, e poi anche per ragioni di spese e tutto, andavo io solamente le persone che servivano, però so che ci sono, tipo quando c'è stato Bagliana, c'è stato bei ricordi di uscite. Tu ti capita di dover trasformare, non penso perché non è il tuo lavoro, dei filmati in immagini diapositive? Certo. Ti do un lavoro io. Ecco, ti do un lavoro da fare. Germania, tanti anni fa, ho filmato io la Dama Castellana. Lì puoi tirare fuori delle immagini per ricordare quell'evento. Ti do il filmato. C'è ancora le cassette, sai, larghe. Come si chiama? VHS. VHS. Bene. Senti, vuoi raccontarci nella tua attività, il futuro della tua attività, come lo vedi? Sempre inerente al lavoro che fai o anche voi siete obbligati come attività a trovare delle forme diverse per poter integrarsi nel futuro? Forme diverse sono sempre state trovate in tutti questi anni di mio lavoro, perché c'è sempre un'evoluzione continua di tecnologia, sia delle macchine fotografiche sia dei computer, dalle richieste della gente, dalle ditte, perché lavoriamo anche con aziende, quindi ognuno ha le sue situazioni, quindi bisogna adattarsi e seguire i cambiamenti del tempo. Certo. Il futuro della fotografia ci sarà sempre, perché la fotografia, tutti hanno bisogno sempre della fotografia. Che dopo venga scattata con un cellulare, con una macchina professionale,
è un altro discorso. Beh, Però la fotografia non è una cosa che scompare. No, è vero, perché se io voglio una foto bella non è che posso inventarla col cellulare. E si stanno già... Posso raccontare anche lì dei momenti, perché non ho il fotografo presente, ma se voglio immortalare un evento particolare devo avere la professionalità del fotografo, questo è vero. Questo sì, ma poi la fotografia deve essere anche stampata. È vero. La fotografia, perché resti negli annali, deve essere stampata, e questo ci sono proprio già 2 anni circa che ci sono spesso articoli sulle riviste a livello internazionale, dove ci sono già i guru di Google e via discorrendo, che si stanno pentendo di questa era digitale, perché si sono accorti che sta per rimanere un buco nella storia dell'umanità, perché l'unica cosa certificata che c'è nei millenni è il cartaceo. Di qualsiasi cosa, di un documento del comune, di un libro, di una fotografia e di tutto. Oggi è tutto digitale, tutto che nessuno vede, prima o poi sparirà. Se non viene rinnovata la registrazione, sì. Sì, però sarà sempre una cosa che va là, prima o poi ci sono i programmi, certo, che uno non sta attento, che bisogna sempre rinnovarli, perché anche già la nostra tecnologia i CD di 10 anni fa non si leggono più sui computer moderni, ma non è perché il CD sia rovinato, è che le strutture moderne non leggono più le cose vecchie. È vero, anche questo è vero. Ma proprio ci sono scritte nelle riviste queste cose qua, e quindi stanno vedendo un attimo questa situazione, perché sono preoccupati, perché l'unica cosa che c'è è quando si tira il cassetto, si tira fuori una fotografia e viene fuori l'emozione di quella volta. Lo vedo io nei pacchi di foto che ho in giro. Se tiro fuori la foto, se la guardo in un apparecchio, in un computer, non mi dice niente. Non va neanche in cerca. Se tiro fuori la foto sto lì ad ammirarla, sto a guardare chi mi è vicino. Ma non è tanto la fotografia, ma anche i documenti, qualsiasi cosa di storico che serve per la gente. Ci sono volumi nelle biblioteche, nelle varie cose, negli archivi di tutto dello Stato, di un comune. E quindi queste sono le uniche cose che restano consultabili a tutti. Allora, tornando a Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, visto che il tempo vola via velocissimo, veramente, te la senti di chiudere dando un consiglio a chi si vuole avvicinare alla tua professione? Ci vuole tanta passione e tanta gavetta. Non si può improvvisare di comprare una macchina fotografica e si ha risolto il problema. Ci vuole la passione, ci vuole l'estro, la dedizione. Certo, perciò ragazzi ricordatevi, se vi piace la professione della fotografia, ascoltate i consigli di chi già è professionista, di chi ha l'esperienza di tanti anni di gavetta, di sacrifici e di sudori. Io anche oggi finisco qui, grazie per averci ascoltato, spero di avervi portato anzi sono convinto di aver portato un ospite d'eccezione, e spero che tu venga ancora ospite mio. Volentieri. Ciao Franco, Bruno, arrivederci. Grazie ciao a tutti, arrivederci a sabato prossimo. Buona serata. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.